Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su PlayStation 5, FIFA, World Cup 2022 che praticamente come si dice, il DLC di FIFA. E niente raga, quest'anno volevo fare, vabbè, a parte i mondiali impossibili che partiranno, ci saranno anche i mondiali con l'Italia, perché tanti, qualcuno me l'ha chiesto, qualcuno dello zoccolo. E niente, adesso però voglio fare anche un'altra cosa, cioè voglio anche andare a giocare la singola partita di ogni match, cioè fare le previsioni commendiane come i vecchissimi tempi di ogni partita e si parte proprio con Qatar-Ecuador. Quindi direi di andare qua, però non vado contro l'online perché sennò bestemmio in polacco. Andiamo così. 20 novembre, Qatar-Ecuador, scelgo la squadra, ovviamente non metterò, penso mai l'Ecuador perché lasciamo perdere. Ecuador, ok, come divisa va bene questa, a loro, vabbè, teniamo questa, gestione team, sì, alla fine tengo la squadra, teniamo la squadra, diciamo così, titolare, freghiamocene i coglioni. Poi, allora, postazioni gioco, teniamo su campione 4 minuti, intanto è troppo facile, cambiamo. Va bene, gioca la partita, si parte con la previsione di Qatar, Ecuador, e si gode Beppe, si gode, girone A. Tu. Vai raga. Uh, ma che era Podameron quello? Che bello! Che bello! Senza l'Italia, bellissimo mondiale, ma vaffancuore. C'è tensione nell'area, boom! Comunque hanno messo solo 2 stadi, a mio parere una vergogna, hanno fatto un po' col culo su DLC. Si parte che ha tolto la musica. Vai. Prima partita. Alb. Vai, partita inaugurale. Vediamo le previsioni comendiane. Io prevedo un inizio forte delle Qatar, ma poi insomma l'Ecuador è più forte. 2-1 Ecuador, vediamo qua e vediamo cosa succederà. Che bello. Che bello. Sì. Sì. Guarda i bambini, guarda. La bambina è felice. La bambina è felice. E si parte, ragazzi. Vabbè, qua rischiamo copyright perché l'inno del Qatar è molto famoso. Vai! Si parte, ragazzi, partono i mondiali di Qatar 22. Mondiali già brutti di suo, poi questa cosa, cioè col fatto che ancora non c'è l'Italia, lo rende vergognoso. Un mondiale senza Italia è come un cielo senza stelle, è come un computer senza scheda grafica, è come una donna che non ama il... lasciamo perdere. Studiamo il livello, la vita è un gioco contro il CPU. Vediamo già un Qatar fortissimo, addirittura con i tifosi finti, i fake tifosi. Perché se no non c'è nessuno, ragazzi, chi cazzo è che va in Qatar a vedersi le partite? Cioè, veramente, non ho parole. Attenzione però, subito un Qatar devastante. Mamma mia! Il Qatar sembra il Brasile del 70, ragazzi. Valencia. No, però. Ali. La. Ok, il Qatar, ragazzi, non c'è spazio, non c'è spazio. Ok. Valencia, molto chiusi i qatarioti. Mena! Mena! Mamma mia! Subito l'Ecuador si fa vedere. Bellissimo, numeracci. Mamma mia, fuori di poco. Vediamo i folcloristici tifosi equadoregni. 18esimo, 0-0. Presiado. Vai pre. Valencia. Valencia per Mena, dai Mena. Dai Mena. Ancora per Valencia. Valencia! Scioccante quello che vedo. Comunque partiremo con i mondiali impossibili quando inizia la manifestazione, quindi penso che il 21 partirò
non ho ancora deciso la prima squadra, ci sarà anche l'Italia. Questo è pochissimo ma sicurissimo. Plata, Plata però. Queste partite qua invece verranno fuori tutto il giorno della partita, quindi è chiaro che se ci saranno 3 partite al giorno sarà una giornata che avrà 3 partite. Questo è l'obiettivo comendiano. Ocio. Rimettiamo per l'ora della partita, ragazzi, tutto molto curioso. Bello, bellissimo per Mena, mamma mia che azione. Traversa, no ma ragazzi, ma che sfiga è. Ragazzi, non è gira mezza, però. Molto fortunato il Qatar, che forse ha messo le porte un po' più piccole quando gioca diciamo, nelle porte degli avversari. E non impicciolite, perché il Qatar può tutto. E il calcio bailado, cioè il calcio bailado. Gonzalo Plata. Bravissimo, fallo. Mamma mia. Dai raga. Buttiamo fuori il Qatar subito dalla competition. Bello. Sta dominando l'Ecuador. Ancora però ragazzi, veramente una muraglia impressionante. Di testa ancora nulla. Ma un dominio spaventoso. Mamma mia ragazzi. Qatar squadra fortissima. Bello questa girata ancora di Plata, ma ancora la difesa catarata salva. Baba. Attenzione, è l'Aidos ragazzi. No, attenzione, non la beffa. No, il beffone atroce, no atroce. Molto bene. Finisce qui il primo tempo. Uno 0-0 abbastanza scandaloso, sinceramente. Che bello, che atmosfere questo mondiale. Mi mancano anche le VV0 di Sudafrica 2010. Ocio. Attenzione. Incredibile la sfortuna, però traverse, miracoli, errori. Veramente partita incredibile questo debutto dell'Ecuador e del Qatar. Ancora rimessa per i qatarioti. Buono. Ok, attenzione Valencia. Non ci credo. La passa a Boudiaf. Il grande Boudiaf. Mamma Boudiaf. Dai che la previsione non può essere uno 0-0 raga. Valencia. Niente errore qua. Devi prendere molto la mano contro la CPU, gioco solo a foot, con bestemmie ovviamente, atrocissime. Atif. Buono, roba nostra, roba nostra. Bravo Plata. Plata, vede Valencia. Vede Valencia. Valencia se ne va. Valencia se ne va! Ma ancora errore. Cookie. Va bene anche un pareggio sembra al Qatar. Niente da fare. Afif. Niente da fare, ancora errori. Dai, cacchio.
Niente, non passa, non passa. L'Ecuador non passa. Catenaccio catariota. Castiglio. Ancora errori, mamma mia, fioi. Riconquistano il pallone. Errore, erroraccio ancora atrocissimo. Mamma mia, che errori atroci. Cookie. Cookie. La gira su Aten. Hassan. Attenzione a San, siamo al 73esimo, però la partita è bloccatissima. Qatar non ha fatto niente, attenzione a Qatar adesso. Mamma mia, che stop, ragazzi. Che ha strappato il pallone all'attaccante. Ha scelto bene il tempo di uscita. Rischio qua per l'Ecuador. Attenzione Valencia ancora, Valencia ancora, Valencia ancora. Valencia! Niente da fare, non si sfonda, non si sfonda. Vediamo. Andiamo così, non è che abbiamo molte alternative. Intervento da applausi. Una parata destinata a finire. Cioè, il dominio equadoregno non ha portato a nulla, però. Mena. Torres. Attenzione adesso! Ancora miracolo! Incredibile! No, vabbè, incredibile. Incredibile, signori. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Cioè, pazzesco! Grazie portiere del Qatar, il nuovo Buffon da acquistare subito. Cioè, non so. Rimango sbalordito, rimango. Baba, attenzione a Baba. Attenzione a Baba. 84esimo. La gira su Aten. Palla per Hassan. È in buona posizione. Se la cavano possono tirare un sospiro. Ok. Vai Mena. Mena prova a lanciare Plata, ma Plata è stanco. Plata! Plata! Niente. Impost per la difesa del portiere del Qatar sono veramente il Baresi, Maldini, Buffon. Vai, finisce qua 0-0, quindi la previsione è da 0-0, io la vedo dura che possa finire 0-0, però questa è la previsione di Qatar. Ecuador. Finisce qua ragazzi, finisce la prima partita del mondiale. Lo 0-0 finale era il... Zero risultati partiti di girone. Ok, pareggio. Ok ragazzi, quindi ci vediamo per la prossima partita, che è il giorno dopo. Senegal-Olanda, perché il 21 abbiamo Senegal-Olanda e basta? No, ok. No, perché abbiamo il 20, solo questa, e ok. Il 21 abbiamo Senegal-Olanda, Inghilterra-Iran e USA-Galles. Ok raga, un saluto dal commendatore veneziano. Prossima partita, Senegal-Olanda. Ciao!